Pavan. Sì. Oh, come va? Bene, bene. Purtroppo devo disturbarlo ancora per chiedergli una cosa, perché appunto me lo so tirasò, che a volte che mi ha detto dei casoni, ma non si specifica bene. Si ricorda quell'episodio che mi contava appunto che sei andato a trovare una persona su un cason? E che se venne fuori Piotti sì. chi era? Sono qua, vedi che sono qua in studio qua con Salvatore, il pesce che è un lontano parente di qui proprio. Sì? Sì. E come si chiamava quella persona, quello del casone ha? Quello di quel casone si chiamava, dunque adesso conosco il suo figlio, che è il più vecchio di me, no? Il figlio adesso si chiama Tony Salvadori. Tony Salvadori, Antonio Salvadori, e del soprannome, come dico, del soprannome Tony Gainaro, Tony Gainaro. Tony Gainaro de Menaredo. De Menaredo, il soprannome, Sì. sì. Era il casone di Tony Gainaro. No, era il casone, era una cosa di astrosa. Ecco, mi conta che a volte appunto che sei andato a casa sua e cosa avevo visto venire fuori. Dunque, che ha aperto la porta di questa camera, noi ero stato io perché gli ero in cortile come povero papà. E questa signora, questa vecchiotta, allora e anche aperto tutta la porta da camera che dormiva la notte, no? E sta anche dormire su cavalletti, su paglioni, e sotto è venuto fuori le galline, è venuto fuori i gingli, è venuto fuori l'anere e i cosi, i pioti. Anche l'anere? Anere, tutto quanto, no, sotto dei occhi, no? Occhi, anere, pioti, e tutto si butta dentro perché naturalmente a quel tempo che anche la persona onesta anche a quel tempo va. Ma dove li avevi messe tutte queste galline? Ma era in stanza, dormiva tutto dormiva per terra, il pavimento gli era terra battura, sa com'è? Cara che terra battura sarà stata, no. Poi mi ha che odore, che roba dentro lì, e lei dormiva insomma, ecco. Ma sì, ma appunto perché gli schizzi rispetto parlando di queste galline? Infatti era. E Oli, dove dormivi? E io dormivo sul letto, no, io ero sola, Oli perché sai che aveva i cavetti, pensava che bisognava montare solo una carrega per il letto ora, no? Ah, ho capito. Bisognava montare solo una carrega, non che gli miei cucite da adesso, no? E i cavalletti gli posai dei toi e sopra? E dopo i cavetti a distanza di belle giuste, erano i toi e dopo gli era il paglion. Il paglion, ho capito. E avevi anche una stua dentro? No, non era stue una volta. Cosa si scaldavi? Quindi no, i denti si a costa, si scaldava a costa e basta, tutto era là, il riscaldamento. Per far fuoco vuoi dire? No, certo, dentro la fuoco, no, perché la sentia, partia tutto. Perché aveva la cucinetta a fianco, una cucinetta, con fuoco, sa che fuoco una volta. E là basti si buttava su che poche legna e poi una volta andava anche a raspare, cioè non so come adesso che potevo via tutto quanto, andava su anche a raspare per arrivare a parte alta per pissare il fuoco, poter caldo questa cucinetta, e l'unico posto era la cucina da tenere caldo. E chi che aveva le bestie, le vacche, chi che aveva anche la strada per ripararsi un po' del freddo. Ho capito, sti casoni che era una stanza in più a staia? Appunto la stanza, o che poi la stanza o anche dopo quando gli casoni più grandi. E sta cucinetta lo che faceva da mangiare, no? Era come una casa, insomma. Praticamente gli era una casa piano terra, ha fatto con pietre di terra cruda, coperta di paia e basta, tutto lì. Gli era i miei soffitti, no, gli era solo diciamo, chiamiamo la massarra, adesso, gli era un po', gli era il coso, gli era de norma che gli era il fieno per le cose, per le bestie, de norma che gli era, sì che si chiamava fuori più si abusava tutti gli altri. Ma gli era separato in ogni caso a cucina, diciamo, da staia e da... Sì, era separato da un muretto, sempre da muretto da piera crua, sempre muretti, roba che se eravamo spentò, addio, va che burattini. Ma questo muretto arrivava fino al quarto anche? No, arrivava alle cose, gli era stato un separato che arrivava al piano della massarra, chiamiamo così. Ah, ho capito. Sì. E solo che gli era fin? Ora gli era fino paia, quella roba che gli era, roba che faceva comodo a casa, gli staia e basta. Ma io in che occasione ieri ero andato con suo papà a trovare? Ero andato in quell'occasione che, siccome sono sempre stato qua a Vadano, e sono andato con Musetta, mi ricordo bene, siamo andati appunto per trattare il Perù. Perché a casa mia avevo le bestie. Gli era contadino suo papà? Sì,
sì, gli raccontavi, ma papà, sì, e che aveva 7-8 campi di terra, che aveva 4 bestie, Come si chiamava suo papà? Eh? Come si chiamava suo papà? Giovanni. Ho capito. E si è andati a trattare questo paio, ma Ah, trattare questo poi quel pagoso, quel pagone che adesso non mi ricordo il nome. Gainaro. Sì, Gainaro, sì, ma il vecchio proprio che imparano gli altri, il papà di Tony che c'è adesso, non mi ricordo come, ti ricordi? Non mi ricordo solo, non mi ricordo, se mi ricordo la roba lo dico. Vabbè, non importa, ma vuoi dire, ma ora sto Gainaro era un cassioletto o se che aveva il paio? Ma vabbè, ma lo sa, là il paese davanti a tutte, io potevo andare lì a tagliarla, non era una cosa, diciamo, io potevo tagliare lungo il zero, che gli hanno sono delle prese che gli era lì, non era una cosa... Era una famiglia dei poveretti addosso, che erano i poveretti proprio. Vedi in Caffioi? Sì, come che aveva ancora questo Tony che lo nominava. Dopo che ne un altro che era la metà stesso che morto dopo altri, se adesso non mi ricordo. Ho capito. Quanti sono io per il momento? Ma non importa. Che domanda siccome quello un Salvadori che è Sì, no, sì, semmai era il nome del vecchio. Ed era 3 fratelli e tutti e 3 uomini. Ho capito, ma insomma, i che aveste prese, ora li affittava? No, non fittava niente lui andava, sa cosa che dico una roba di più? Che c'era uno che gli abitava qua in Corso, che abitava a Menaredo, vicino a questi qua. E attraversava il zero e andava naturalmente a tosse della roba segata sui presi, attraversava il zero, nudo, da dentro, e la spalla si portava questi fasci di coso, dei roba, e portarsi in casa. Andavano male le notti qua. Ho capito. Andavano male, questo si chiama Suisani. Vabbè, non importa, ma vuoi dire, come mai che eri andati a trattare, vuoi dire, queste prese? No, prese, ma trattare del Perù, per comprare come strame del salletto e macchia. Ho capito, che aveva aiuto, proprietà sua di sto Gainaro? No, lo sapeva lui, naturalmente, siccome andavo per i fossi, là che è tutto Perù, in giro da parte alta, andavo con questa mersura, sai, che aveva mersura. E che aveva da me, come? E appunto si faceva tutto un po' di mucci, le specie di mezzo a me un po' le cose, di mucci di cose, là, tu vedeva, adesso ho capito. Raggranare quel franchetto chi poteva, tanto per vivere. Sì, adesso ho capito. Perfetto, era a Menaredo questo? Menaredo. Vabbè, questo era l'episodio appunto che mi era appena assegnato un attimo e non me lo ricordava più con precisione. Ecco. Poi ringrazio. Troppo tardi pensieri, lo avevo dato, sì? Come? Troppo tardi. Sì, mi ha dato. Sì, te l'ho dato. Io sono a posto con quello. Sì. Mi interessava questo episodio appunto delle galline che erano venute fuori. Sì. La roba miseranda, lo dico sinceramente, la roba miseranda. Pensando adesso. In che anno sarà stato? Io che ho avuto 12 anni. Ma forse sarà nel 1921, 22, 23, 24 al massimo può essere. Fin quando sei stati in piedi, sti casoni? Beh, guarda, l'ultimo casone è stato distrutto proprio nel 1960 e abitava Michele Formentin. Michele Formentin? Michele Formentin. E il soprannome? Adesso poi non me lo ricordo. Dove eri? Sempre a Menaredo? Sì, no, era tra Menaredo qui e Malcanton, era proprio tra Menaredo e Malcanton. Malcanton dove sei? Malcanton è dove abitava Salvadoria. Malcanton, cioè cosa dico Malcanton? Menaredo ma abitava Salvadori. Malcanton è la strada che va a Torresei. Ho capito. C'è un passaggio anche per là, sì? Ho capito. Sì. Ma Menaredo, cioè Gainaro era a Menaredo? A Menaredo, proprio nel corso, nel pieno di Menaredo. E invece l'ultimo casone è stato distrutto nel 1960 ed abitato da un tal Michele Formentin, mica dico questo, mi ricordo. E era a Malcanton questo? Cioè tra Malcanton e Menaredo. Ho capito. Perfetto. Va bene, lo ringrazio nuovamente perché anche ospiti là che lo trovo. Allora, niente, quando che bisogna mi dica pure. Ecco, spero adesso aver finito, se no non finisco qui. Grazie nuovamente. Prego,